Eccoci con Maria Teresa Senatore, Buongiorno a tutti. candidata a sindaco a Portogruaro. Domanda secca come ho fatto agli altri perché iniziano a girare numeri di sondaggi commissionati in maniera privata e io ho confrontato un po' anche con quelli del mio sito e mi sembrano anche abbastanza attendibili. Danno al primo posto Terenzi, seguita da lei e dopo di lei Barro. Le risulta? Allora io dico che i sondaggi sono una cosa molto positiva perché fanno parlare, però chi dovrà decidere saranno gli elettori. Quindi andate tutti a votare, decidete in coscienza e decidete la persona che vi ispira fiducia e sulla quale credete. Allora, io ho dato i primi tre, però c'è anche un quarto e un quinto che sarebbero Scarpa e Movimento 5 Stelle con Fagotto, leggermente staccati ma abbastanza vicini a voi. Questo ci fa dire, insomma, facendo 2 più 2, che si va al ballottaggio. Ho visto, dico solo la percentuale di Terenzi che è dato sopra il 30, poco sopra il 30. Andando al ballottaggio qua cambia tutto perché la gente dice, i rumori, gli addetti ai lavori, che in questo caso lei diventa papabile e avvantaggiata perché se il centrodestra si unisse Terenzi rischia. Io dico a voi cittadini di Portogruaro, miei concittadini, state attenti a quello che fate, scegliete la persona giusta, i ballottaggi, gli accordi di partito devono rispondere alle vostre esigenze, quindi io da parte mia dirò ci sarà qualcuno in rappresentanza delle 4 liste che valuterà un progetto comune nel caso ci sia il ballottaggio e deciderà per il bene di tutti noi. Allora io continuo a insistere perché sempre su questa cosa che la riguarda danno come unico possibile candidato regionale Barbisan, che appunto appoggia Zaia, in questo caso diventa trainata anche per lei nel ballottaggio, perciò sembra quasi giochi fatti tra lei e Terenzi. Lei sta cauta, prudente naturalmente, ma le chiedo soltanto... Le dico, non è questione di essere cauta e prudente, io sono così. Io ho molta fiducia nei miei concittadini e nelle persone e sono certa che loro decideranno per il nostro bene. Non è questione di essere cauti e non per non rispondere alla sua domanda, sa? Mi creda, sono veramente così. Allora chiudiamo con una piccola considerazione o, se vogliamo, un giudizio, perché io ho seguito 3 confronti di candidati sindaco, secondo me tutti e 3 belli e di spessore, anche se l'ultimo era stato disertato dai cittadini, ma forse qualche qualche pecca sulla comunicazione c'è stata come informativa. E secondo me gli argomenti trattati in questi 3 incontri danno modo al cittadino di capire le differenze tra candidati, su chi dare o meno la loro fiducia. Lei la pensa alla stessa maniera? Io le sottolineo che i cittadini, io sono convinta dell'intelligenza delle persone e sono certa che le persone sappiano distinguere tra chi fa demagogia e chi ha sostanza per lavorare. Perciò, insomma, concludiamo, lei è fiduciosa e va avanti per la sua strada. Io sono fiduciosa in Portogruaro, mi creda, ma veramente molto fiduciosa, perché da qua si può ripartire con un nuovo modo di vedere la gestione della città e un nuovo modo di approcciarci ai cittadini. Grazie a Maria Teresa Senatore. Grazie a lei. Grazie. Grazie.